Sportivi siciliani, benvenuti a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo decisamente in una location diversa perché ci troviamo proprio nel cuore del capoluogo nisseno, ci troviamo a Caltanissetta, la sede giorno 19 di giugno dell'11ª edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso proprio del calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata odierna di Penalty conosceremo le nomination di questa 11ª edizione, ma la prima mezz'ora chiaramente sarà dedicata al calcio giocato, perché si gioca ancora. Sabato si è giocata la semifinale di Coppa tra FC Trapani e Follonica Gavorrano. È andata male per la squadra di Alfio Torrisi, che purtroppo perde in casa 1-0. Ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Partiamo dalla partita di oggi, molto deludente, soprattutto negli atteggiamenti che ho visto in campo. Fino al 70° la squadra praticamente non ha mai quasi tirato in porta, e si è svegliata alla fine quando si è ricordata il livello dei giocatori che c'erano in campo e ha sfiorato il gol in più occasioni, e siamo stati molto sfortunati alla fine. Il risultato oggettivamente non è quello giusto, ma il calcio è così. A volte anche quando giochi meglio degli altri, poi alla fine è la determinazione, la voglia di fare che fanno la differenza. Quest'anno abbiamo giocato un campionato perfetto, non perdendo mai, pareggiando solo 4 partite. Improvvisamente si è spenta la luce, è la seconda sconfitta consecutiva in casa, è un campanello d'allarme importante per il futuro, perché chiaramente è chiaro che i giocatori a queste cose non pensano, ma io faccio il presidente, oltre che l'imprenditore, come sapete, guardo agli interessi della mia società, e quindi chiaramente tutti questi atteggiamenti negativi che sto vedendo in queste ultime partite saranno poi oggetto di valutazione nel merito di chi dovrà restare o non restare nel Trapani. Quindi io invito i giocatori a non sentirsi in vacanza come sembrano ultimamente, a concentrarsi, perché la Coppa Italia era un obiettivo importante, perché la coppiata campionato Coppa Italia credo che non sia stata mai vinta, e quindi sono molto deluso soprattutto dall'atteggiamento che ho visto fino al 70°, atteggiamento di chi sembrava essere in spiaggia invece che su un campo di calcio. Il cognome che porta è trapanese, però non c'ero mai stato, quindi con piacere sono venuto qua, un'accoglienza veramente splendida, trattata in modo importante. Cercheremo di contraccambiare anche noi, sia alla dirigenza sia alla tifoseria tutta che vorrà venire su Gavorrano. Sappiamo che partiamo da un 1-0, quindi siamo in vantaggio, però non sottovalutiamo nulla, perché loro secondo me hanno un organico chiaramente più forte del nostro, però si gioca con una palla che è tonda, appunto. Gli unici tifosi che avevamo noi in curva erano un pullman organizzato dalla famiglia Di Pino, quindi non poteva fare altrimenti. Ha fatto un bell'assist e una bella rete Regoli. Poi difficoltà alla fine, però insomma si sa che le partite sono queste. Insomma. Sappiamo che c'è una differenza e rimane questa differenza netta di forze in campo, ma anche fuori in campo. Quindi noi siamo venuti qua portando le nostre armi, la nostra organizzazione, la nostra voglia di fare. Questo ci ha portato a vincere il primo round, ma non cambia niente. Secondo me è ancora, ed è il messaggio che è passato dentro lo spogliatoio, è tutto aperto, tutto difficile, perché la forza della squadra avversaria rimane, è stata confermata, come ha detto anche il Presidente, nell'ultima mezz'ora. Primo tempo credo che siamo stati bravi noi a levargli un po' di sicurezza a loro, perché l'abbiamo controllati bene, a volte siamo andati a prendere gli alti, l'abbiamo creato dei problemi nella prima costruzione. Poi è chiaro che nell'arco di 90 minuti, se si pretende di venire qua e non concedere niente a una squadra forte e numerosa nell'organico come il Trapani, abbiamo sbagliato qualcosa nelle valutazioni. Quindi sapevamo che rischiavamo, sapevamo che potevamo anche perdere, che poteva essere anche chiuso il discorso Coppa Italia oggi. Credo che bisogna dire bravi ai ragazzi, perché hanno tenuto aperto ancora il discorso Coppa Italia. Tutto qua. L'unica cosa che possiamo dire è che siamo dispiaciuti
abbiamo perso una partita con una squadra che, numeri alla mano e dati alla mano, è entrata nell'area di rigore nostra soltanto una volta, ha fatto gol, e poi noi abbiamo creato tantissime occasioni, ma non siamo stati precisi e fortunati per fare gol. Penso che è tutto qui. Una partita che nella gestione totale penso che c'è stato un primo tempo bruttino per entrambe le squadre, senza sussulti. Secondo tempo, per la seconda volta consecutiva, e questo è un dato che deve fare riflettere, prendiamo gol all'inizio, dopo un minuto e mezzo, e vuol dire che dobbiamo cambiare rotta sotto l'aspetto mentale. Poi penso che abbiamo preso in mano la gara, sia sotto il punto di vista dello sviluppo, delle occasioni, però non siamo riusciti a fare gol. Loro l'unica occasione hanno fatto gol, bravi loro, hanno vinto il primo tempo, abbiamo il secondo tempo dove siamo chiamati ad una grande prova, e penso che se il Trapani fa il Trapani ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato e provare a vincere la Coppa. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, mettere in campo la nostra voglia, la nostra attenzione, la nostra organizzazione, consapevoli che a volte non può bastare. Oggi eravamo anche consapevoli che tutto questo poteva non bastare, perché ci sono dei valori tecnici, dei valori importanti anche nei cambi, e quindi è chiaro che te devi rischiare, qualcosa rischierai, qualche occasione concederai. Non sono d'accordo sul discorso dell'arbitro, perché se si fa discorsi da tifosi è un conto, se si fa discorsi seri diciamo che l'arbitro ha arbitrato in maniera normale. Finché siamo rimasti abbastanza alti, che le forze ci hanno tenuto e la pressione loro non era così costante come è stata negli ultimi 20 minuti, se le porti vicino all'area di rigore hanno talmente tanta qualità che qualcosa trovano, anche individualmente, se non magari come gioco di squadra, ma individualmente hanno talmente tante soluzioni che se le porti vicino alla porta qualcosa ti trovano. E quindi il nostro piano era quello di tenerli il più lontano possibile dall'area di rigore. Per un certo periodo c'è riuscito, per un altro periodo non c'è riuscito, e lì è stato il momento dove abbiamo rischiato, e il nostro portiere ha fatto il portiere del Gavorrano, tutto lì. Sì. Scusate, non possiamo sottovalutare una squadra che è arrivata seconda nel proprio campionato, finalista di Coppa. Adesso stiamo giocando con tutte le squadre che hanno vinto, perché la pool giocano le prime, in Coppa abbiamo avuto la seconda. Gli errori sono determinanti e fatali, si pagano a caro prezzo, oggi è capitato anche questo, e quindi poi non è facile recuperare. Io penso che comunque non si sottovaluta nessuno. Sicuramente dobbiamo fare meglio, possiamo fare meglio, perché non abbiamo fatto benissimo, però penso che non si tratta, il punto non è sottovalutare l'avversario, il punto è il nostro aspetto mentale, che deve sicuramente crescere e migliorare per tornare a qualche settimana addietro. Io penso che la fame fa parte, è una conseguenza all'ambizione. Siamo in finale, non possiamo farci passare la fame, siamo un passo dal traguardo, dal verdetto, e non possiamo farcelo passare. Ripeto, io non penso che questa sia una squadra che gli sia passata la fame, però penso che sia una squadra che attraverso quello che ha fatto probabilmente pensa che a volte possiamo permetterci anche il lusso di avere qualche pausa non volontaria, e poi in qualche modo l'avremmo riportata poi la partita dove volevamo noi. Ripeto, può anche essere fisiologico, però io penso che l'aspetto motivazionale è fondamentale, soprattutto quando si arriva a un passo dagli obiettivi. E questa è una squadra che ha dimostrato, dopo aver vinto il campionato, di continuare a vincere. È una squadra che ha dimostrato che nelle partite anche della pool, perché poi purtroppo capita, è vero, 2 sconfitte uno dietro l'altra, l'unico neo di queste partite sono il ritorno in campo del secondo tempo, perché poi penso che adesso dobbiamo pensare tutti che
troveremo squadre dove, come era l'Altamura, come la Cavese, come sarà il Caldiero, come il Follonica, dove non possiamo avere supremazia totale. Sono partite combattute, io penso che sono tutte come Trapani-Siracusa, come Trapani-Reggina, per dire qualche squadra importante, perché sono squadre di altissimo livello come le nostre. Se noi riusciamo ad avere meno pause mentali e avere l'intensità mentale che abbiamo sempre avuto, capisco che è difficile averla perché siamo a fine stagione e la squadra ha speso tantissime energie, però dobbiamo essere ambiziosi. Io ho parlato con la squadra prima della partita e portando un esempio che nonostante tutto siamo una Ferrari, però la Ferrari deve avere benzina, la benzina è la motivazione. Una Ferrari senza benzina è bella da guardare, ma non può essere utilizzata per le sue potenzialità, per le sue caratteristiche. Dobbiamo fare il pieno in questi 3 giorni di motivazione, pensando che rischiamo di far esultare una squadra ad alzare la coppa davanti a noi. Se più motivazione di questa per cercare di invertire la rotta non ne abbiamo, se no andiamo lì e nel caso in cui le cose non vanno per come devono andare dobbiamo battere le mani all'avversario che festeggia davanti a noi. A me sta cosa onestamente non piace, neanche solo a pensarla, quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di andare a Gavorrano feroci, cattivi, agguerriti, con lo stesso atteggiamento che hanno avuto loro nei bis match. Hanno vinto tanti duelli, hanno avuto più fame di noi e hanno vinto. Abbiamo altri 90 minuti per ribaltarla. Questa squadra ha dimostrato che ha fatto partite fuori casa devastanti. Siamo sotto di un gol, ne basta uno per andare ai supplementari, ai rigori, scusami. Se riusciamo a farne 2 la vinciamo noi. E quindi io penso che abbiamo il momento giusto per ricompattarci in questi 2 giorni e poi martedì partire con un unico obiettivo, che è quello di rendergli la vita difficile e di evitare che ci festeggiano davanti, che è la cosa più importante, penso. Tutto rimandato alla partita di ritorno. Il Trapani dovrà recuperare un gol e io credo che la squadra di Alfio Torrisi ha certamente le qualità tecniche e mentali per ribaltare il risultato negativo dell'andata. Voltiamo pagina, parliamo di eccellenza e lo facciamo con la vittoria del Modica 2-0 contro il Milazzo. La squadra di Alessandro Settinelli a questo punto viene ammessa alle finali nazionali playoff. Giocherà domenica prossima una partita certamente non facile contro una squadra casertana. Sì, sono contento per questa grandissima vittoria. Faccio un ringraziamento a tutti i miei compagni, la squadra e ai tifosi che sono stati grandissimi oggi. Ma mi ci alleno sempre sui calci piazzati e devo dire che è andata bene, dai. Mi sto trovando bene, come dicevo in settimana, in questo nuovo modulo, in questo nuovo ruolo, scusa. Sono azioni che proviamo in settimana e oggi è riuscita. Quindi ringrazio D'Angelo per l'assist, ma ci abbiamo creduto e siamo riusciti a chiudere la partita. Un Modica cattivo, determinato per ottenere la vittoria. Il Milazzo sapevamo che era una squadra molto cattiva e determinata, anche loro, e ci hanno dato del filo da torcere. Siamo stati bravi e fortunati a chiudere subito la partita a secondo tempo e poi l'abbiamo gestita. Sì, siamo pronti per questa trasferta, prepariamo già da martedì, pensiamo all'Alto Casertano e daremo il massimo domenica e domenica dopo ancora. Credo che a ogni realizzazione ci sia un'azione corale, un'idea condivisa che ribadisco da tempo, che abbiamo coltivato dall'arrivo, abbiamo rafforzato, oggi è consolidata e soprattutto ne abbiamo consapevolezza. Devo dire che oggi è stata una partita di qualità, di livello e credo che abbiamo fatto 30 minuti, i primi 30, di una grandissima qualità da un punto di vista sia di ritmo che di idea di gioco, perché ci siamo mossi bene. Savasta è un grande attaccante, ma serve anche a far raccordo. I suoi gol ci serviranno probabilmente più avanti, ma ripeto, ogni componente di questa squadra è un componente
utile, importante e soprattutto vale il gruppo. Ma credo che questa squadra abbia fatto risultati importanti, ha lavorato, è caduta, si è rialzata con tanta umiltà, abbiamo lavorato in silenzio. Oggi credo che siamo una squadra che merita rispetto, questi ragazzi in primis meritano grande rispetto, la società va elogiata e permettetemi di dire che i risultati non si ottengono mai da soli, quindi il mio merito va condiviso col mio staff, col mio team manager e con ogni componente che ogni giorno ha la pazienza di lavorare probabilmente a ritmi sostenuti, con fatica, quindi sia i ragazzi e sia chi circonda la società. Veramente abbiamo lavorato tanto in silenzio per un mese, ora è giusto che ci venga riconosciuto che ci siamo per merito, perché questa cosa un po' in parte mi aveva infastidito, aveva infastidito i ragazzi, perché è come se questa squadra si fosse ritrovata là. Questa squadra ci è voluta andare, lo ha fatto con prepotenza, si è andata a prendere in un campo imbattuto la qualificazione. Oggi ha dimostrato poteva gestire, ha giocato solo per vincere. Quindi da stasera ci prepareremo con una squadra che comunque l'unica cosa che le posso dire è che nel proprio girone, a parte lo scontro diretto con l'Isernia, mi pare, hanno quasi sempre vinto. Quindi una squadra importante, però dobbiamo imparare a goderci i momenti e ora è il momento di goderci questo bel momento, questa meravigliosa giornata di sport. Concludo ringraziando anche il Milazzo, perché comunque è stata una partita leale, corretta, di grande rispetto, che fa bene allo sport. Sia da una parte che dall'altra c'erano tifosi, hanno incitato i propri calciatori, che è una cosa bella ed è di grande rispetto, per cui da parte mia mi sento di ringraziare il mio pubblico, perché oggi posso dire il mio pubblico perché mi fa piacere, e anche gli avversari perché sono stati leali e corretti. Ha invece già giocato il Pro Favara, domenica partita di andata per quanto riguarda il turno playoff nazionale. È andata bene alla squadra di Catalano perché pareggia 0-0 in casa del Pompei. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Loro hanno una bella squadra e colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che sono venuti numerosi, uno spettacolo. Sono due squadre tutte e due forti, quindi non è che qua siamo. Abbiamo la possibilità di giocare a casa nostra con il pubblico, sicuramente faremo il pianone. Il pareggio oggi è stato giusto, 0-0, perché la partita è stata maschia, dura. Qua siamo, ce l'andiamo a giocare domenica. Adesso andiamo avanti, abbiamo ritorno, sapendo che comunque è finita con X, nessuna delle due eccetto di passare il turno. Io mi auguro a me che lo passiamo noi, però c'è da fare i complimenti a entrambe le squadre perché è stata una partita maschia, una partita brutta in certi sensi, però era anche giusto che loro facevano una partita di questo genere perché l'hanno studiata in maniera ottima, hanno fatto questo pareggio, sicuramente l'hanno già immaginato che volevano venire qua per pareggiare, ci sono riusciti, c'è da fare i complimenti al Pro Favara, però noi siamo una squadra che possiamo fare risultati su tutti i campi. Non avere subito reti è importante, è chiaro che è tutto aperto perché lo 0-0 è un risultato importante anche per loro, perché vale la regola del gol fuori casa, quindi in caso in cui dovessero pareggiare con qualche gol Favara passerebbero loro, però venire qua a giocarsela con questa squadra secondo me oggi abbiamo fatto una grande partita. Una partita molto combattuta che si poteva chiudere con qualche episodio sia da una che dall'altra. Io non credo che loro o noi avessimo meritato la vittoria per due motivi, perché non ho visto grandi parate da portiere né dall'una né dall'altra parte, per essere onesto. L'unico certo è che noi abbiamo preso un palo e loro hanno avuto una bella occasione con, se non mi ricordo male, con una parata al limite della linea di porta, insomma si è pareggiato un po' i conti su questo
però il pareggio secondo me è la cosa più giusta. Sì, avevamo preparato la partita in un certo modo, a tratti ha funzionato, poi siamo andati un pochino in difficoltà, alla fine del primo tempo ho cambiato qualcosa, invece di giocare a 3 in mezzo al campo ho messo a 4 per coprire molto meglio il campo e secondo me siamo andati un po' meglio, arriviamo prima sulle seconde palle e gestiamo un po' meglio la palla. Purtroppo ci sono la squadra ospite, nel senso la squadra di casa è abbastanza preparata, giocatori di grande qualità, sanno muovere bene in campo, ma questo lo sapevamo, l'avevo già vista, sapevo che era una partita difficile e così è stato. Non era facile perché non giochiamo da un mese e mezzo e tenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti non era facile, ma l'abbiamo fatto e siamo stati pungenti quando potevamo esserlo e con un pizzico di fortuna potevamo far gol, ma era la partita che dovevamo fare per tenere tutto in ballo e riempire il Bruncoleri e giocarci tutto a ritorno. Noi abbiamo singoli veramente importanti, ma le partite si vincono col gruppo e noi oggi abbiamo fatto una partita da permettimi il termine, da provinciale, se così si può dire, e abbiamo sofferto, ci siamo messi dietro, tutti erano messi bene, abbiamo portato intanto il primo tempo di questo spareggio, l'abbiamo tenuto in bilico fuori casa e non era facile. E chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione parlando della finale di Coppa Sicilia, vittoria per il Monforte San Giorgio 2-0 contro il Santa Venerina. Guardiamo gli highlights e chiaramente anche le interviste post partita. Il Monforte alza nel cielo di Piana degli Albanesi la Coppa Sicilia e scrive un pezzo di storia del club neroverde. La formazione messinese sul neutro degli Caudi batte 3-0 i catanesi del Santa Venerina e dopo il campionato mette in bacheca anche l'ambito trofeo riservato alle formazioni di prima categoria, centrando così un fantastico double. La squadra di Cambria, che chiude da imbattuta in Coppa, parte subito forte sfiorando il gol per 3 volte. Prima con Venuti, il cui sinistro si stampa sulla traversa e sbatte sulla linea, poi con la spada che costringe Cantarero a rifugiarsi in angolo ed infine con Dama che dal successivo corner manda di un soffio al lato. Il Santa Venerina risponde con le conclusioni di Ignoto al 20° e Scandurra 5 minuti dopo, che non creano particolari problemi a Celona. Al 26° però il Monforte passa quando Dama di testa gira in rete l'angolo di Bartuccio, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo 30° sigillo stagionale, il 4º in Coppa. Lo stesso Dama 10 minuti dopo accarezza il raddoppio mandando al lato il solito angolo di Bartuccio, raddoppio che il Monforte trova comunque al minuto 42 quando Sciliberto con una fantastica conclusione da fuori aria infila all'incrocio dei pali il 2-0 per i suoi, firmando così il suo 5º sigillo in Coppa e dedicando poi la rete al compagno di squadra Milano, diventato da qualche giorno papà di Mattia. Nella ripresa il Santa Venerina tenta di rientrare in partita provandoci per 2 volte con il neoentrato Furnò e con Garuffi, che però non riescono a scardinare la porta difesa da Celona. Dall'altra parte il Monforte avrebbe invece per 2 volte la chance di chiudere del tutto la sfida con Venuti, che prima calcia alto sulla traversa e subito dopo davanti a Cantarero si fa respingere dal portiere il destro a colpo sicuro. Poi la formazione catanese torna a spingere, al 68° la botta di Furnò si perde alta non di molto. Stessa sorte per il destro da fuori area di Ignoto 5 minuti più tardi. Quindi al minuto 74 il Santa Venerina vorrebbe assegnato il calcio di rigore su Furnò, ma la signora Arcoleo dice di no. Ed infine Garuffi al minuto 83 viene fermato da Celona, che si salva anche con l'aiuto della traversa. Al 92° però il Monforte trova la rete del definitivo 3-0 quando Sciliberto riprende la respinta di Cantarero sulla botta di La Spade e da pochi passi mette in rete la sua doppietta personale, il suo 11° sigillo in maglia neroverde e soprattutto il 6º centro in Coppa, diventando così anche il miglior marcatore dell'intera competizione. Poi, dopo 5 minuti di recupero concessi dalla signora Arcoleo, la festa a lungo sognata dal Monforte può finalmente cominciare. Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, veramente un paese in festa dopo la vittoria del campionato. Questa era la ciliegina sulla torta che mancava. Ripeto, come ho detto prima, un grazie a tutti i ragazzi, al mister, a tutti coloro che ci hanno creduto fino alla fine. Il mio impegno sarà massimo, credo anche con me altre persone faranno in modo che il nome di Monforte rimanga ancora per qualche anno. È stato tutto l'annato un gruppo fantastico e questa è stata la dimostrazione che anche per l'ultima partita
abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra e di aver ottenuto la promozione. Tanto complimenti a loro perché sono un'ottima squadra, organizzata, con elementi molto importanti. Che dire, il nostro obiettivo era il campionato e ce l'abbiamo fatta, e la Coppa ce l'abbiamo fatta pure. Poi per il resto questo è un gruppo bellissimo perché abbiamo vinto il campionato e poi ci siamo allenati tutti i giorni, tutti quanti uniti e non abbiamo mollato mai. Sul campo il verdetto dice che noi siamo la squadra che con i numeri sotto ogni punto di vista siamo stati più forti. Abbiamo dimostrato anche oggi, 99 gol fatti nell'arco di un intero anno, 2 sole gare perse, questo la dice lunga, una squadra che imbattuta in casa, imbattuta in Coppa, la dice ancora di più lunga, però che dire, oggi siamo venuti qui con l'intento di riuscire a portarcela a casa. Sì, è una cosa importante anche perché mi dicevano, io non mi ero accorto di questa cosa, che erano tantissimi anni che non arrivava una doppietta in provincia di Messina e noi siamo fieri ed orgogliosi di riportare questo trofeo nella nostra provincia. A dimostrazione che realmente, come dire, vale tanto questo trofeo, anche se non so se la dimostro, ma è grande soddisfazione veramente, perché dietro c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, c'è veramente tanto impegno e come dire, non ci siamo mai nascosti da inizio stagione, avevamo detto che eravamo stati costruiti per puntare a vincere tutto e ci siamo riusciti. Dedico questo double a tutte quelle persone che hanno portato avanti da inizio stagione lo slogan "tanto su quella panchina avrei vinto anch'io", perché le persone pensano che tutto sia dovuto e tutto sia così. Non è così, signori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, subito dopo parleremo finalmente dei Penalty Awards 2024. Presenteremo le nomination. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Seconda parte della nostra trasmissione, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Location meravigliosa, la sede dell'11ª edizione dei Penalty Awards che saranno di scena qui proprio a Caltanissetta il 19 giugno presso il Teatro Regina Margherita. Per omaggiare chiaramente la bellissima Caltanissetta, a voi una clip. Nel cuore della Sicilia, adagiata in un paesaggio incantevole disegnato da delicate colline ricoperte di mandorli, ulivi, filari di vigne e dorate spighe di grani antichi, sorge Caltanissetta, l'antica Cala Tel Nisa, il castello delle donne, come la chiamarono gli arabi quando nell'846 vi si insediarono. Caltanissetta, da scoprire nella sua più profonda identità, è un intreccio affascinante di storia, cultura e tradizioni, una città fatta di luoghi fisici, di luoghi della memoria e di luoghi dell'anima. I luoghi reali sono racchiusi nel suo centro storico, la piazza Garibaldi, dominata dalla fontana del Tritone e dal prospetto delle cinquecentesche chiese di San Sebastiano e di Santa Maria la Nova, la cattedrale, al cui interno è possibile ammirare gli affreschi del pittore fiammingo Guglielmo Borremans. E poi il Palazzo Moncada, costruito nel Seicento per volere del principe Luigi Guglielmo I Moncada, feudatario della contea nissena. Lo splendido edificio oggi è sede del museo dedicato alle opere dello scultore nisseno Michele Tripiciano. I luoghi reali della città si incontrano ancora nella chiesa di Sant'Agata al Collegio, con le splendide decorazioni in marmo e stucchi, e poco fuori città nella bellissima abbazia di Santo Spirito, edificata intorno all'XI secolo per volere del conte Ruggero e di sua moglie Adelasia, dominata al suo interno dalla magnifica e preziosa tavola del Crocifisso dello Staglio. Caltanissetta e la sua memoria rivivano nel paesaggio definito altopiano gessoso solfifero che sul finire dell'Ottocento fece della città la capitale mondiale della produzione di zolfo. La Caltanissetta dell'anima si ritrova ogni anno nelle feste religiose, un'esplosione di passione e fede come nella Settimana Santa, quando le strade diventano teatro di fervore e devozione espresse con grande partecipazione popolare durante il corteo della Real Maestranza, o nello spettacolare corteo delle Vare, i 16 gruppi statuari a grandezza naturale che vengono fatti sfilare la sera del Giovedì Santo. Nella struggente processione del Cristo Nero, l'anima dei nisseni riemerge ancora in occasione della festa del suo patrono, San Michele, il 29 settembre, quando tutta la popolazione si stringe attorno al suo santo patrono, l'arcangelo che vince il male, colui che liberò la città dalla peste. La festa si svolge in un tripudio di luci e colori che illuminano il cielo, mentre il simulacro seicentesco viene portato a spalla dai devoti che procedono scalzi intonando preghiere, canti e invocazioni. Caltanissetta e le sue identità riesplodono nei sapori della gastronomia locale, fatta di ingredienti semplici e genuini, che trovano nella pasticceria la loro massima espressione, a partire dal cannolo che qui, secondo le ricerche storiche, avrebbe avuto origine, per continuare con il dolce tipico della tradizione nissena, il rollò, una soffice sfoglia arrotolata fatta di pan di Spagna al cacao ripiena di ricotta e con al centro un delicato tocco di pasta reale. Da secoli il nome di Caltanissetta è legato alla produzione del torrone, la bontà delle materie prime, le pregiate mandorle locali raccolte a fine estate e l'abilità di maestri artigiani hanno dato vita ad una tradizione dolciaria che affonda le radici nell'antichità e si rifà alla kubiat di origine araba, dalla quale ancora oggi nasce la kubaita nissena, un croccante fatto di mandorle, pistacchi e miele. Una sinfonia perfetta di sapori, una vera goduria di profumi e gusto, sintesi suprema delle emozioni e dello stupore regalati da questo angolo di cuore di Sicilia che non si lascia dimenticare. Omaggio doveroso al capoluogo nisseno e adesso entriamo nel vivo delle nomination e presentiamo subito le nomination riguardanti il campionato di prima categoria.
Abbiamo dunque conosciuto le nomination riguardanti il campionato di prima categoria, miglior allenatore, miglior giocatore e anche miglior dirigente. Voltiamo pagina perché adesso presentiamo le nomination del campionato di promozione.
le nomination del campionato di promozione. Siamo dunque entrati veramente adesso nel cuore dei Penalty Awards, 11ª edizione. Chiudiamo la presentazione delle nomination con il campionato di eccellenza.
Nomination come migliore portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore ma anche miglior dirigente. Sono queste le 6 nomination sia per quanto riguarda il campionato di promozione ma anche per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Chiudiamo qui la puntata odierna da questa splendida location di Caltanissetta, la sede di questa 11ª edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Noi ci vediamo comunque domani perché racconteremo ancora sempre di più questo splendido territorio nisseno. Appuntamento a domani. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cari. L'anima chianci addolorata non si dà pace ma chi mala nottata. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli no, se tu non torna. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari, chi si ti dà qua io si ti dà morire. A cui la canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia lu barconi. Brucia la luna in cielo, io brucio in gelosia. Mi giro e voto un tasto letto senza idea e mi consumo a poco se tu non torni e tu ti stume fuoco. Passata a sospirare. Brucia la terra mia e abbrucia lume cari, che si ti dà qua io si ti dà morire. A cui canto la mia canzone, se non c'è nudo casa faccia a lui barconi. Sta per concludersi la stagione 23-24 di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La conclusione di questa meravigliosa avventura stagionale saranno i Penalty Awards, di scena a Caltanissetta il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Appuntamento da non perdere.
Io ci sarò. E voi?